Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto non poteva non ricordare i 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti, un veneto. Mi piace sempre ricordarlo perché in Veneto è nato, ha lavorato, ha fatto molto per il suo territorio prima il Polesano, Veneto più in generale, prima di occuparsi di politica nazionale, un Veneto quindi che onora la nostra regione. E lo faremo con due eventi. Il primo è quello di questa sera, ormai sono degli amici, devo dire, dell'Ateneo, Edoardo Pittalis, Gualtiero Bertelli, Cimono Garin e Paolo Favorido, scusate, ricorderanno a modo loro, come ormai conosciamo, sanno fare. E quindi parlando di Matteotti, ma anche di altri tanti personaggi importanti e inserendoci nell'ambiente sociale e politico in cui sono vissuti. Un'altra occasione sarà a marzo più o meno dell'anno prossimo e lo faremo con Ottavia Piccolo, che porta in scena uno spettacolo incentrato sulla moglie di Matteotti, soprattutto incentrato nell'incontro che ha avuto con Mussolini nel periodo in cui che è andato sostanzialmente dal sequestro alla morte di Matteotti, in cui non si sapeva che cosa fosse accaduto, ma lei sapeva già il destino del marito e ne era andata a parlare in maniera molto schietta con Mussolini. Io ovviamente non parlerò di Matteotti perché non è questa la sede, però vi inviterei, se non l'avete fatto, ad andare a vedere la mostra che c'è a Rovigo, perché è una mostra piccola tutto sommato, ma molto ben documentata e che narra senza retorica, ma con molto effetto quello che è stato Giacomo Matteotti, che non si può esitare a definire un eroe, se per eroe si intende una persona che mette a repentaglio e in questo caso dona la vita per perseguire i suoi ideali, perché tale è stato Giacomo Matteotti, sapendo che dopo il discorso che fece alla Camera la sua condanna a morte era già scritta. E piace ricordarlo perché probabilmente non tutti oggi onorano quello scranno di parlamentare così come ha fatto lui. Grazie e buona serata. Il 10 giugno scorso l'Italia ha ricordato Matteotti, martire dell'antifascismo, ma con molta fatica. È stato come un muro nascosto che voleva schiacciare un passato scomodo e soprattutto cercare di cambiare le parole. C'erano delle parole che non si potevano pronunciare, invece era indispensabile usare la parola antifascista.
15 anni fa, sulla casa romana di Matteotti, in via Pisanelli 40, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, un inquilino che aveva preso l'appartamento di Matteotti aveva apposto una targa che diceva: qui abitava Giacomo Matteotti quando, uscendo di casa il 10 giugno 1924, andò incontro alla morte. Per il centenario della morte, la Sovrintendenza ai beni culturali di Roma e del Lazio ha inviato una lettera a tutti i condomini del palazzo per proporre una nuova targa che diceva: in questa casa visse Giacomo Matteotti 1885-1924 fino al giorno della morte per mano fascista. Roma pose 100 anni dopo in memoria del martire del socialismo e della democrazia. Ebbene, sono bastate quelle due parole, mano fascista, perché il condominio all'unanimità si opponesse. Troppo esplicito il riferimento al padrone della mano. Soprattutto c'è stata paura di ritorsione. Insomma, non conta la storia, conta la narrazione di chi comanda in quel momento. Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga, chi sta a galla, c'è chi si lagna senza un perché, chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma la gnassi che fa, se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato e il gas m'han sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello a lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, e ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa, se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Prestai a un vecchio amico 100 lire, e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io son ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa, se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. E 11 siamo amati, ora i tempi son cambiati, la mia donna è stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con 2 o 3. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ogni ora com'è. Siamo nella primavera del 1924. Mussolini si gioca tutto con le elezioni.
Insomma, vuole un plebiscito personale, che è una tentazione che pare prenda tanti politici italiani in varie stagioni. E ha appena firmato un accordo con il re di Jugoslavia per risolvere la questione di Fiume, che viene definitivamente assegnata all'Italia, e così sorpassa anche D'Annunzio. E poi il più grande poeta italiano del periodo, Giuseppe Ungaretti, gli ha appena chiesto la prefazione per il suo capolavoro, Il Porto Sepolto. Mussolini ha fatto sciogliere la Camera in gennaio e ha preparato per il 6 aprile un listone che non può sbagliare, perché si vota con la legge firmata da Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, una legge che dice che i 2/3 dei seggi vanno assegnati alla lista più votata a livello nazionale, purché raggiunga il 25%. E non c'è problema, perché il listone di Mussolini raggiunge il 65%. E così si aggiudica ben 374 deputati su 535. Da solo ha preso col suo listone 4,5 milioni di voti, che sono il doppio di tutte le altre liste. I popolari sono scesi da 108 deputati a 38. I due partiti socialisti, quello di Matteotti e quello di Turati, ne hanno pochi. Ancora sono 19 seggi del Partito Comunista d'Italia e gli altri sono divisi, sparsi tra repubblicani, democratici sociali, liberali, 2 sono del Partito Sardo d'Azione, 2 del Partito dei Contadini. Sono state elezioni insanguinate. Le squadre fasciste hanno aggredito e ucciso ovunque l'opposizione facesse campagna elettorale. Matteotti, per esempio, denuncia nella prima seduta della Camera, il 31 maggio di quel 24, con uno stile asciutto perché non ama la retorica e anche con ironia che i fascisti non gradiscono mai, e denuncia cosa è successo e gli urlano di tutto, tentano di aggredirlo, gli mettono le mani addosso. Lo stesso Mussolini dal banco del governo minaccia: voi dovreste ricevere una carica di piombo direttamente sulla schiena. Quando finisce di parlare alla Camera, i compagni che gli si fanno incontro e gli stringono la mano, gli fanno i complimenti, lui dice: però voi adesso preparatevi a fare una commemorazione funebre. Intanto si è già iscritto a parlare nella prossima seduta dell'11 giugno. Matteotti viene chiamato Tempesta per il suo carattere. È un uomo preciso e meticoloso. Quando parla di violenze, brogli e crimini fascisti lo fa citando il luogo, la data, le vittime e anche il certificato di morte. Ha appena pubblicato il libro Un anno di nominazione fascista. Lo hanno sconsigliato dal farlo, ha trovato un editore, lo ha pubblicato e parte proprio dal primo omicidio politico di un parlamentare socialista compiuto dai fascisti in Puglia, quello del leader Giuseppe Di Vagno, leader pugliese del socialismo, ammazzato dopo un comizio il 26 settembre del 1921. Gli hanno sparato alle spalle. Quelli che l'hanno colpito sono tutti liberi pochi giorni dopo per un'amnistia. Matteotti prosegue il suo elenco. 19 marzo 1922, aggredito e ucciso il socialista Armando Arduini davanti alla moglie e ai figli. A Venezia, il 23 dicembre, attacco alla Camera del Lavoro, pestati a morte 2 operai socialisti. Ha appena giunto a mano proprio quel giorno, 31 maggio 1924, a Reggio Emilia, il candidato socialista Antonio Pizzinini, tipografo, è stato ucciso e appeso a un gancio da macellaio. Ma non sono solo i socialisti quelli che vengono iscritti nelle pagine di Matteotti. Molti sono i cattolici del partito di Don Sturzo, che pure i fascisti vedono come nemici da eliminare subito. Il naso di Don Sturzo si è allungato assai,
naso di Don Sturzo si è allungato assai, lo venderanno a fette i nostri salumai. Bombe a man, carezze di pugnal, bombe a man, carezze di pugnal. Quando si passa a noi, apriteci le porte. Quando si passa a noi, apriteci le porte, noi siamo dal fascismo, la squadra della morte. Bombe a man, carezze di pugnal, bombe a man, carezze di pugnal. Il prete Don Struzzetto ridotto al lumicino, il prete Don Struzzetto ridotto al lumicino, se vuol campare in seguito dovrà far lo scaccino. Bombe a man, carezze di pugnal, bombe a man, carezze di pugnal. Fascisti a Roma eterna, puntiamo lo sguardo fiero. Fascisti a Roma eterna, puntiamo lo sguardo fiero, ci guiderà l'assalto, finito il condottiero. Bombe a man, carezze di pugnal, bombe a man, carezze di pugnal, bombe a man, carezze di pugnal. Le canzoni e le musiche che sentite, che sentirete, sono tutte di quel periodo, non c'è niente di aggiunto. Sono le canzoni e le musiche che si suonavano e si cantavano in quei 20 anni. Le cose vanno così. Lo Stato non interviene, se c'è si gira dall'altra parte. Don Giovanni Menzoni è un sacerdote di Ravenna che ha fatto la grande guerra anche da eroe, perché sul Piave ha meritato una medaglia d'oro al valore nel momento più critico, quando sono morti gli ufficiali e lui, cappellano militare, a portare avanti l'attacco, a superare il fiume e a attaccare la prima linea austriaca. Insomma, è un uomo coraggioso, ha visto la morte da vicino tante volte, è giovane, non ha neanche 40 anni, adesso l'hanno mandato ad Argenta, nel Ferrarese, a fare il cappellano, ed è la terra di Italo Balbo, il RAS di Ferrara. E lui è vicino al Partito Popolare di Don Sturzo, non solo, ma ne raccoglie anche la parte più importante, quella dei giovani, cerca di contrapporre il modello cristiano di educazione a quello delle camicie nere, dei giovani in camicia nera. Soprattutto non ha paura di denunciare, tanto è vero che denuncia il fatto che il suo caro amico, un sindacalista socialista, Natale Galba, è stato ammazzato da una squadraccia fascista. Così ce l'hanno anche con lui. E la notte del 23 agosto 1923, sono le 10:30 della notte, lui sta rientrando in parrocchia, in canonica, insieme a un parrocchiano. Viene aggredito alle spalle e colpito con tanta violenza che gli fratturano il cranio. Il sacerdote muore poco prima di mezzanotte e i parrocchiani sono tutti attorno al letto di Don Menzoni. Uno addirittura legge una lettera che il sacerdote aveva scritto il giorno prima. A cuore aperto, con la preghiera che mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori, attendo la bufera e forse la morte per il trionfo della causa di Cristo. Manganello peregrino che riposa in un cantone, poesia pura. E le canzoni che sentirete questa sera e che si cantava in quel periodo erano in buona parte mutuate dalle canzoni socialiste o della sinistra, oppure da canzoni anche della radio, quando arrivò la radio. Comunque canzoni popolari o comunque note, diffuse. Questa per esempio, Manganello peregrino, è sull'aria di una ballata famosa, conosciuta, Rondinella Pellegrina, che tra l'altro era una canzone dei patrioti italiani chiusi allo Spielberg. Quindi. Manganello peregrino che riposi in un cantone, attendendo un bel mattino di svegliarti sul groppone.
D'Arlecchino o stenterello, a che pensi o manganello? D'Arlecchino o stenterello, ma che pensi o manganello? Forse il giorno dell'ebbrezza, della dotta e del cimento, quando urlando giovinezza tu sfidavi il tradimento, e che eroica baldanza nutrivi e che speranza, e che eroica baldanza tu nutrivi e che speranza. Esultavi allor che il pugno d'un fanciullo intemerato urinavi sopra il grugno d'un imbelle prezzolato. Era Italia una trincea e tu l'arma dell'idea. Era Italia una trincea e tu l'arma dell'idea. Benedette le tue rughe che ricordan tanta storia, le precipitose fughe, la bolscevica memoria e quegli impeti sublimi di chi cadde allor fra i primi, e quegli impeti sublimi di chi cadde allor fra i primi. Mascherate, nascoste anche sotto il tricolore, son tartufi e facce toste che han bisogno del tortore. Sol che suoni il primo appello e tu balzi o manganello, sol che suoni il primo appello e tu balzi o manganello. Gli assassini di Don Minzoni sono stati riconosciuti, ma vengono rilasciati il giorno dopo. E quando 2 anni dopo faranno il processo, in un clima completamente cambiato, saranno assolti all'unanimità dalla giuria popolare che si alzerà e batterà le mani. Matteotti è stato in giro per l'Europa in questi anni, ha incontrato i socialisti europei, soprattutto è stato in Inghilterra dove i laburisti per la prima volta sono andati al governo. E dicono che abbia raccolto le prove, i documenti sulla corruzione dei vertici fascisti e della stessa Corona, sull'accordo che concede alla Sinclair Oil, grande società americana, il monopolio delle ricerche petrolifere sull'intero territorio nazionale. Non solo, Mussolini ha anche in mano la dimostrazione che il pareggio di bilancio che è stato approvato dal governo e firmato da Vittorio Emanuele III è un falso, perché emergono, controllando tutti i dati, gli interessi privati nella colossale riconversione degli apparati industriali ed una serie di privatizzazioni dubbie, a incominciare da quella dei telefoni, della società dei telefoni, che stanno incominciando ad avere un'espansione. L'uomo è giovane ancora, ha 39 anni, compiuti il mese a maggio. È nato a Fratapolesine, figlio di un calderaio diventato padrone di una grande azienda agricola. Insomma, in una generazione i Matteotti sono passati da poveri a signori. È un avvocato, parla e scrive in 5 lingue, ha studiato le condizioni della classe operaia, si è schierato in difesa dei contadini polesani nelle lotte contro gli agrari. Il Polesine è terra bassa, dura da lavorare, avvara, più acqua che terra. Se i fiumi si gonfiano, saltano subito raccolti e stalle. Ha sentito raccontare da bambino di quando nel Polesine era scattata la rivolta della boie, la ribolle, la rabbia che sale, perché là dice aver rovinato tutto, inondato i raccolti e migliaia di braccianti erano morti di fame. E presto la protesta si era allargata a tutta la bassa. Umberto I, chiamato il Re Buono, aveva mandato alla sua maniera l'esercito con l'ordine di sparare sui contadini.
e a decine di migliaia i contadini polesani erano emigrati nell'America del Sud. L'Italia è malata, Sartori il dottor, per far guarire l'Italia, per far guarire l'Italia. L'Italia è malata, Sartori il dottor, per far guarire l'Italia. Ci tagliamo la testa in giù. La boie, questa è la parola d'ordine, bolle, non se ne può più. E le donne in particolare, le mondine per esempio, lanciavano queste grida appena il padrone voltava l'occhio. E poi invece c'è il canto che racconta di ciò che succedeva, delle lotte operaie e contadine. E per la strada gridava i scioperanti: noi vogliamo più da voi restar sfruttati. Siamo liberi, siamo forti e siamo tanti. Vivere non vogliamo di carcerati e nelle stalle. Più non vogliamo morire, è giunta l'ora. Siamo stanchi di soffrire, ma da lontano giungono i soldati, avanti tutti assieme coi padroni e contro i scioperanti disarmati. S'avanzano sguainando gli squadroni e si non fuggono, forti del loro ardì, i figli del lavoro son pronti anche a morir e si non fuggono, forti del loro ardir, i figli del lavoro son pronti anche a morir. Matteotti conosce bene quel Polesine che l'inchiesta parlamentare del conte Stefano Jaccini aveva raccontato agli italiani come una zona di povertà e di analfabetismo. Non aveva tenuto conto il conte che la pellagra faceva molte migliaia di morti l'anno perché quei contadini mangiavano solo polenta. Terra colpita dal fatalismo oltre che dalla miseria. Sempre Jaccini nella sua inchiesta scrive: una terra dove si piange la vacca morta e ci si rassegna per la moglie perduta. Fatalismo e povertà destinati a durare. Se Cesare Zavattini può scrivere in una sua poesia: ho visto un funerale così povero, ma così povero che non c'era nemmeno il morto nella cassa. Era come se la gente del Polesine si sentisse schiacciata tra due altissimi. Ognuno le portava via tutto quello che aveva. Ed era gente che non aveva niente, spesso aveva meno di niente. Il bisnente era quello che aveva 2 volte niente. L'America, Merica, come la chiamavano, è popolata di bisnenti veneti. L'altissimo de sopra ne manda a tempesta, l'altissimo de sotto ne magna quel che resta. L'altissimo de sopra ne manda a tempesta, l'altissimo de sotto ne magna quel che resta. E in mezzo a sti due altissimi, 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 e in mezzo a sti due altissimi. L'altissimo de sotto ne manda a fare a guerra, l'altissimo de sopra ne manda sottoterra. L'altissimo de sotto ne manda a fare a guerra, l'altissimo de sopra ne manda sottoterra. E in mezzo a sti due altissimi, 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 e in mezzo a sti due altissimi. Restiamo poverissimi.
Matteotti cresce tra i socialisti all'ombra di Turati. Era contro la guerra, ma lo mandano militare lo stesso, anche se è stato riformato per tubercolosi. Finisce in Inghilterra e nella Sicilia orientale fino al 1919 completo. Intanto si è sposato con Velia Tita, che è sorella del famoso baritono Ruffo Tita, un antifascista che dopo la morte del cognato decide di non cantare più in Italia. Ha 3 figli, Giancarlo, Gianmatteo e Isabella. Nel 1919 è eletto per la prima volta alla Camera, nel collegio proprio del Polesine e di Padova. È competente in materie economiche come pochi, ha un'idea moderna di socialismo e di partito, pensa che la macchina statale dopo la guerra sia ormai superata e vada aggiornata, spinge perché la base elettorale venga allargata alle classi popolari. Insomma, per gli stessi socialisti è un compagno scomodo, un riformista intransigente. Per i fascisti è un nemico da eliminare. Così gli rendono la vita dura in ogni momento, sin dall'inizio. È già sfuggito a imboscate, è rapido nell'azione, ostenta una certa fierezza. Ma il 12 marzo del 1921 i fascisti lo aspettano per il comizio a Castel Guglielmo, sul Canal Bianco. Lo fermano per strada, lo portano via, gli tendono un agguato e, minacciandolo con la pistola, lo portano su una strada e poi nel bosco, per decine di chilometri. Lui non denuncia gli aggressori, eppure li ha visti e riconosciuti tutti. Qualcuno dirà pure che gli è stata usata violenza. Sapete chi ha incendiato la Camera del Lavoro? Sapete chi ha incendiato la Camera del Lavoro? Chiedetelo ai fascisti, ve lo diranno loro. Bombe a mano, carezze di pugnale, bombe a mano, carezze di pugnale. Fascisti e comunisti giocarono a scopone. Fascisti e comunisti giocarono a scopone e vinsero i fascisti con l'asso di bastone. Bombe a mano, carezze di pugnale, bombe a mano, carezze di pugnale. Quando si passa a noi, apriteci le porte. Quando si passa a noi, apriteci le porte, noi siamo del fascismo, la squadra della morte. Bombe a mano, carezze di pugnale, bombe a mano, carezze di pugnale, bombe a mano, carezze di pugnale. Il 10 giugno Matteotti nel pomeriggio vuole uscire. Per giorni è rimasto in casa e ha preparato l'intervento che deve fare il giorno dopo alla Camera. C'è tensione, gli hanno rilasciato il passaporto per l'Austria, ma lui non lo ha ritirato. Quindi non è partito e questo fa pensare che vuole denunciare lo scandalo Sinclair. Ancora una volta gli interessi di Mussolini coincidono con quelli del re. Impedire a Matteotti di parlare per Mussolini vorrebbe dire fare un favore a se stesso e anche al sovrano. A Matteotti piacerebbe uscire con i 3 figli, ha anche preso i soldi per il gelato e in tasca ha messo in tutto 10 lire. Ci sono le 2 lire nuove, le prime col fascio Littorio. La moglie Velia si oppone, ha paura, gli dice di restare in casa, lo implora, quantomeno di uscire senza i bambini. E Giacomo si veste di chiaro, scarpe bianche, cravatta in tinta, mette il portafoglio nella tasca, porta una borsa dentro la quale c'è il discorso, perché dice se mi fermo in un bar mi siedo e correggo qualcosa che mi viene in mente, e dimentica strettamente il cappello, che è una cosa che non fa mai, perché lui senza il borsalino non esce. Sono le 16:30 quando di buon passo percorre il lungotevere Arnaldo da Brescia e lo affianca una macchina, una Lancia Lambda nera, un'auto di lusso. L'uomo alla guida grida «Prendete quel porco!» e 4 passeggeri escono e aggrediscono il deputato.
lo massacrano di pugni e di calci, gli sbattono la testa contro il marciapiedi, poi lo cacciano a forza nell'automobile. L'uomo si difende, reagisce, rompe con i piedi un vetro. Uno degli aggressori scappa a piedi, l'autista si allontana a tutta velocità a clacson spiegato e l'uomo fa in tempo a far cadere da un finestrino la tessera ferroviaria da deputato in pelle rossa. Dentro la macchina succede di tutto. L'uomo risponde con calci e con pugni, arriva dove può. Uno degli assassini, colpito al basso ventre, accoltella il deputato con ferocia, fino a quando Matteotti reclina la testa, esce dalla bocca un fiotto di sangue e spira. Adesso la macchina ha un cadavere. E l'autista si allontana ancora più veloce, si ferma soltanto dopo 20 chilometri, lontano dalla città, quando gli sembra di scorgere un boschetto e dove in quel momento, che si è fatto buio, non c'è proprio nessuno. I quattro allora scendono e scavano una fossa con quello che hanno, una lima, una leva per sfilare i copertoni, un crick, ed è una buca nella quale un uomo ci può stare solo piegato come un vecchio libro. Spogliano il cadavere, portano via gli abiti e i documenti. Poi l'auto è sporca di sangue, è sporca di sangue incrostato, è sporca di vomito. Così l'auto viene portata in piena notte nel garage del Viminale, che è la sede della Presidenza del Consiglio. Posteggiano, al guardiano dicono: siamo qui per ordine del Duce. Entrano. Nel frattempo la moglie di Matteotti ha dato l'allarme, ha anche chiamato i compagni di partito e pure i socialisti di Turati. Ha chiesto alla polizia di fare ricerca, ma nessuno si è mosso. Caro Matteotti, bolscevico e borghese. Caro Matteotti, bolscevico e borghese, saranno i fascisti che hanno dato in quel paese. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Caro Matteotti, preparati la fossa. Caro Matteotti, preparati la fossa, che il fascio del Polesine ti spaccherà le ossa. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Hanno ammazzato Matteotti, figlio di un vagabondo. Hanno ammazzato Matteotti, figlio di un vagabondo. Beato quel Dumini che lo levò dal mondo. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Lasciateci pensare, noi siamo i vendicatori. Lasciateci passare, noi siamo i vendicatori. Di Dumini e Volpi noi saremo i successori. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Benito Mussolini scrisse la vedovina. Benito Mussolini scrisse la vedovina: se vuoi vedere Matteotti te lo mando in cartolina. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Bom bom bom, al rombo del cannone. Gli assassini si sentono al sicuro. Vanno dal segretario del Duce, Arturo Benedetto Fasciolo, e gli raccontano tutto. Noi abbiamo ammazzato Matteotti oggi, però parlano di una morte non voluta. Loro volevano solo dare una lezione, un pestaggio. Dicono che hanno anche l'ordine di Mussolini in persona, che loro sono la Cecca, che è la polizia segreta voluta dal Presidente del Consiglio.
Alla testa c'è Amerigo Dumini, capo dello squadrismo fiorentino, disponibile a ogni forma di violenza, uno che chiamano il sicario del Duce. Con lui Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveruomo, Filippo Panzeri, Augusto Malacria. La macchina costa 200 lire al giorno e l'ha noleggiata per loro Filippo Filippelli, che è già stato segretario di Arnaldo Mussolini al Popolo d'Italia, il giornale fondato da Benito Mussolini. Adesso è il direttore del Corriere Italiano, che ha 350 redattori e nemmeno un vero giornalista, perché sono tutti impiegati finti e servono per finanziare i politici. Il loro protettore è Cesare Rossi, capo dell'ufficio stampa di Mussolini, l'uomo della cassa, e Giovanni Marinelli, un polesano di Adria, segretario amministrativo del partito. Insomma, hanno tutto, hanno tante cose che portano a Mussolini: il portafogli, la tessera di deputato, la borsa col discorso per la Camera. E Mussolini apre il cassetto di Presidente del Consiglio, mette dentro tutto quello che gli hanno portato e chiude a chiave. Le indagini non si muovono. Il capo della polizia è il generale Emilio De Bono, uno dei quadrumviri della marcia su Roma. Ai primi deputati che denunciano la scomparsa risponde: ma Matteotti è a Vienna, ha ritirato il passaporto. Mussolini è molto più sprezzante, li guarda e fa: il compagno Matteotti è andato a puttane, perché lo cercate? Soltanto il 12 giugno, quindi 2 giorni dopo, esce sui giornali una piccola notizia e dice: rapito da ignoti su un'automobile Fiat di colore grigio. Sono sbagliati la marca, il modello e il colore. Inutile ricorrere al re per un intervento. È ancora possibile però in quell'Italia avere giustizia, perché la società non è fascistizzata, perché ci sono magistrati indipendenti e giornali ancora liberi. E così un giudice onesto ci prova e raccoglie subito le prime testimonianze. Un impiegato racconta che quel martedì alle 15:55 era su Lungotevere e ha visto tutto. Accanto a un'automobile 4 giovani vestiti di chiaro, dei quali uno aveva un paio di pantaloni rigati. Sostenevano, 2 per la testa e 2 per i piedi, un individuo vestito di chiaro che gridava aiuto. Un usciere romano ha assistito alla scena dalla finestra di casa e un neturbino era a 30 metri di distanza che raccoglieva le immondizie. Confermano tutti. 2 operai corrono alla caserma dei carabinieri di Prima Porta e consegnano la tessera di deputato titolata all'onorevole Giacomo Matteotti. Ci sono anche 2 bambini che hanno visto. Uno di loro, Renato Barzotti, detto Neroncino, è preciso. Ha 11 anni ma non dimentica niente. L'ho visti, lo presero per la testa e per i piedi, lo portarono dentro la macchina che ci passò subito a fianco. Stava lottando, poi si sono allontanati. Soprattutto adesso gli inquirenti conoscono l'auto. Gli assassini si sono fermati per giorni davanti a un palazzo che fa angolo, e i custodi, marito e moglie, pensando a qualcuno che volesse rubare da quelle parti, su un calendario, come si faceva allora, hanno appuntato la targa della Lancia 55 12 169 e così il giudice onesto ci mette 1 minuto per risalire al noleggio, al garage, alla banda, a Domini, e tutto in qualche modo è riconducibile a Mussolini. Se non ci conoscete, guardateci dall'alto. Noi siamo di Firenze, il battaglion d'assalto. Bombe a man, carezze di pugnal. Bombe a man, carezze di pugnal. Se tu non ci conosci,
chiama le guardie rosse, vedrai le loro teste come diventa grosse. Se tu non ci conosci, chiama le guardie rosse, vedrai le loro teste come diventan grosse. Bombe a man, bombe a man, bombe a man, carezze di pugnal. Bombe a man, bombe a man, bombe a man, carezze di pugnal. A questo punto il fascismo deve costruire un'inchiesta credibile. Del resto Mussolini e gli altri sanno la verità. Mussolini ha le prove nel cassetto, ma loro vogliono di negare sempre. Solo Dumini e Volpi rappresentano un pericolo perché sono un'autorità tra gli squadristi, perché sono amici di Rossi, di Marinelli, così li arrestano subito, uno a Milano, l'altro a Bologna, perché sono scappati. E tutti quelli che sanno vengono fatti in qualche maniera fuori, da Rossi a Finzi a Marinelli, costretti alle dimissioni, portati in un carcere. De Bono viene esonerato da capo della polizia. Insomma, Mussolini ha vinto la prima mossa, dà l'impressione che le indagini possano e debbano continuare, che i processi si faranno. Dice nulla sarà trascurato per arrestare i colpevoli e assicurarli alla giustizia. In fondo la situazione gioca a suo favore, sino a quando non si trova il corpo non c'è un delitto. Non si può parlare di un morto. E il PSI offre 25.000 lire a chi trova il cadavere. È la somma precisa che corrisponde al prezzo della macchina, la Lancia Lambda, usata per il rapimento. L'opposizione è divisa tra troppe anime e da troppe cautele che la situazione in quel momento non richiederebbe. Così perde subito la grande occasione per battere un fascismo che non è ancora consolidato. Del resto Vittorio Emanuele III non è che voglia nuove elezioni, ha paura che l'onda dell'emozione e quella dello sdegno favoriscano i socialisti e i popolari. Tanti pensano che sia Mussolini il mandante o perlomeno il complice morale dell'assassinio. Ha scritto Renzo De Felice, il più acuto studioso del fascismo, fosse o no Mussolini il responsabile diretto, per tutti era evidente che il crimine era nato dal fascismo e che i suoi mandanti si trovavano nell'entourage di Mussolini. Le opposizioni decidono che bisogna combattere il fascismo, rimanendo però sul piano legalitario, e preparano quello che viene chiamato l'Aventino delle nostre coscienze, come lo definisce Turati il 27 giugno nell'aula B di Montecitorio, listata a lutto. Si asterranno dai lavori parlamentari sino a quando non sarà restaurato l'ordine politico e giuridico infranto, dicono, e quando non verrà fatta giustizia per Matteotti. È la secessione parlamentare, ma quella che doveva essere la reazione più nobile alla violenza si rivelerà in breve la più sterile, perché l'opposizione in questo modo si isola. Dovrebbe essere un antiparlamento espressione del paese offeso, suggerisce Piero Gobetti. Giovanni Amendola è il capo dell'Aventino, ne ha la statura morale, ne incarna l'idea, ma non è un uomo d'azione e soprattutto è convinto che prima o poi il re farà valere lo statuto. Sarebbe stato necessario lanciare un appello al proletariato, ma le opposizioni ebbero paura di essere travolte da una possibile insurrezione operaia, scrive Antonio Gramsci. Il popolo si muove, ma si muove male, e in pochi giorni il fascismo rialza la testa e Mussolini cavalca l'agitazione varando un decreto legge che dà ai prefetti il potere di sequestrare un giornale, se questo, con notizie false e tendenziose, le parole sono sempre le stesse, desta allarme tra la popolazione. A stabilire cosa è falso e cosa è tendenzioso è il governo, naturalmente. Proprio in quest'aula dove siamo oggi, il neopresidente allora dell'Ateneo Veneto, Giuseppe Iona, quello che chiamava il meritico dei poveri, ebreo,
lanciò qualche segnale in difesa della libertà e della vita di Matteotti. Sarà espulso con altri 45 con le leggi razziali. Nel settembre del 43, dopo l'armistizio, per non consegnare ai fascisti l'elenco degli ebrei veneziani da deportare, prima brucia le carte, poi si toglie la vita. Negarono anche il funerale per Iona, ma i gondolieri fecero una processione di gondole silenziosa lungo il canale. La canta di Matteotti, che ora sentite, è un canto di cantastorie. I cantastorie c'erano anche sotto il fascismo. Alcuni fascisti che hanno seguito e divulgato l'idea. Molti altri invece legati al loro rapporto col popolo. E quindi, se non ferventissimi antifascisti, magari non andavano in piazza, però per esempio portavano dei volantini, portavano delle missive da una parte all'altra del paese, anche perché la loro tutto sommato fu lasciata una discreta libertà di muoversi. Questa è una di queste cante conosciute abbastanza, rimaste, di Matteotti. Ora se ascoltar mi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano in tanti Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su di una macchina caricato da quell'ignobile della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là e quei vili aguzzini gli disser con furore, perché il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morire qui sull'istante, e dopo averlo a torto bastonato, di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili traditori moriva Matteotti, capo dei lavoratori. La parola d'ordine è spostare l'attenzione, e a Roma è facilissimo. I giornali di quel tempo dedicano pagine intere alla vicenda che fa gridare al mostro. Riguarda una bambina rapita e stuprata, la piccola Bianca Carlieri, 3 anni, scomparsa sotto casa. Hanno trovato il corpicino vicino alla Basilica di San Paolo, fuori le mura, e ai funerali la folla invoca giustizia. Qualcuno parla già di un mostro di Roma, di un giovane elegante, vestito di grigio. Poi si scopre che a fine marzo era stata rapita un'altra bambina, Emma, 4 anni, ed era stata ritrovata con segni di violenza. Mussolini sa che quando si parla di bambini la gente dimentica il resto, e la polizia fornisce il colpevole ideale. Non ci sono prove, ma l'agenzia di stampa Stefani, che è la ANSA di oggi, parla di prove irrefutabili. Ed ecco il mostro, si chiama Gino Girolimoni, 35 anni, è un fotografo e mediatore benestante. Gli trovano negli armadi 12 abiti, e questo basta
per trasformarlo in un trasformista, uno che si cambia spesso perché deve sfuggire ai poliziotti. Lo arrestano per rapimento e stupro e omicidio di bambine. Lo accusano ingiustamente di essere un pedofilo, autore di 5 omicidi irrisolti tra il 1924 e il 1927. Ma ci sono ancora una polizia e una magistratura indipendenti. Così un giudice davanti alle prove fabbricate ne chiede la soluzione per non aver commesso il fatto. E il commissario che si batte per trovare il vero colpevole, sospettano di un alto prelato anglosassone, viene rimosso. Sarà internato per 17 mesi in un manicomio criminale e reintegrato in servizio soltanto dopo la caduta del fascismo. Giro Limoni viene prosciolto nel silenzio della stampa assoluto da ogni accusa nel 1928. Ma il mostro c'è davvero e uccide anche quando Giro Limoni è in carcere, perché Rosina di 2 anni è rapita e assassinata, perché Elsa Berni di 6 anni è rapita e stuprata, perché Celeste Tagliaferro di 18 mesi è rapita e abusata, perché Elvira, 6 anni, è trovata uccisa con segni di violenza. Ma il risultato era giunto, perché i giornali per un lungo periodo di giugno, anziché parlare di Matteotti, parlano di Giro Limoni. E poi quando il sole d'agosto svuota le strade, un cantoniere, addetto alla via Flaminia, trova in un tombino una giacca bianca, raggomitolata, priva di una manica, macchiata di sangue. È facile capire subito che è la giacca di Matteotti. Ed è solo l'inizio, perché la mattina del 16 agosto, nel bosco della Quartarella, sempre nella via Flaminia, il brigadiere dei carabinieri Ovidio Carabelli, in licenza con la famiglia, sta facendo un giro con la sua cagnetta a Tripoli. È una zona che il brigadiere conosce bene, sa pure che c'è una carbonaia abbandonata che dalla strada non si vede. E la cagnetta ha puntato qualcosa, abbaia, raspa. Il brigadiere con un bastone affonda nel terreno molle e scopre una fossa scavata in fretta. Ci sono i resti di un corpo piegato, senza vestiti. Il cranio è stato roso dalle volpi, la carotide è stata recisa da una coltellata. Ci vuole molto poco per accertare che si tratta dei resti dell'onorevole Giacomo Matteotti. I giornali non allineati al fascismo riprendono la campagna d'accusa. Il Popolo, giornale di Don Sturzo, si domanda omicidio premeditato o associazione a delinquere. Chi ha fatto uccidere Matteotti? Il Corriere della Sera e la Nuova Sardegna, da una parte all'altra dell'Italia, hanno titoli uguali per sottolineare la vasta e l'orrenda impressione per l'orrendo delitto. Il Gazzettino del 17 agosto del 24 titola a tutta pagine il cadavere di Matteotti scoperto in una boscaglia e da tutti gli indizi, compreso un dente d'oro che è fondamentale per l'identificazione. Per la cronaca, il Popolo sarà soppresso l'anno dopo, la Nuova Sardegna sarà chiusa, il Gazzettino devastato tante volte, sino a quando direttore Talamini sarà costretto a vendere il giornale al Conte Volpi, l'uomo più potente di Venezia e non solo di Venezia. Mussolini ordina anche che si faccia molto in fretta, che ci si liberi del cadavere, che non si facciano assemblee e manifestazioni, che i funerali si svolgano senza nessun risalto. E il 21 agosto a Frata Polesine arriva la salma, in un paese troppo piccolo per accogliere centinaia di persone giunte da ogni parte d'Italia. La bara è portata a spalle, ci sono molti fiori, tanti volti contratti nella dignità del dolore, ma non si deve conoscere nemmeno la collocazione della tomba. Per ora danno un loculo anonimo, il governo non vuole devozioni, la salma viene nascosta. E l'anziana madre di Matteotti, Isabella Garzarolo, seppellisce con Giacomo l'ultimo dei suoi 7 figli.
La Camera riapre il 12 novembre, non si era più riunita dalla morte di Matteotti e Mussolini ha fatto anche in tempo, il mese prima, a tenere il primo discorso per l'inaugurazione della radio, che sarà lo strumento del quale il Duce si servirà di più per la propaganda e per cambiare il costume degli italiani. La radio sarà anche la sola alternativa ai comunicati ufficiali, con la musica. Gli oppositori intanto sono sempre indecisi, sanno che l'Aventino, fino a quando può servirsi della stampa libera, esiste, dopo no. Per Amendola però non ci sono compromessi possibili, dice qui si cade o si vince, qui si perde o si conquista la libertà italiana. Decidono ancora una volta di puntare sul sovrano, che non risponde. E Mussolini invece è sempre un passo più avanti di tutti, ha già in tasca quelli che chiama leggi fascistissime, che approva a raffica. Il 1 gennaio del 1925, con un decreto, impedisce la pubblicazione di tutti i giornali se prima non sono stati autorizzati dal governo. 2 giorni dopo si presenta in Parlamento e senza perdere tempo si assume la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stata un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Rivendica la responsabilità dell'assassinio di Matteotti e in quel momento all'Aventino capiscono che è tutto finito. Mentre aspettavano il re, Mussolini era diventato più sicuro, più autoritario di prima. Con questo discorso praticamente incomincia la dittatura. Tra il 1925 e il 1926 Mussolini completa l'occupazione dello Stato e liquida quello che era rimasto dell'Italia liberale. Ed ecco le prime leggi che fascistizzano l'Italia. Il Parlamento è subordinato al governo e non ha più la possibilità di sfiduciare il presidente, che d'ora in poi si chiama capo del governo e viene nominato dal re. Niente sindaci eletti, il governo nomina i podestà. Abolita la libertà di stampa, tutta la stampa è sottoposta a censura preventiva, viene sospesa se il governo lo ritiene e il direttore di un giornale deve essere sempre persona gradita al governo. Soppressa la libertà sindacale di partito. Intanto un disegno di legge comincia a prevedere l'epurazione del personale non fascista della pubblica amministrazione e chi non è d'accordo andrà in carcere o al confino. Adesso anche l'orario di lavoro è fascista, passa da 8 a 9 ore, si lavora di più con la stessa paga. Commenta la rivista Il Selvaggio, ora in Italia non fa più né caldo né freddo, fa Mussolini. Al suono della campana mattutina si sveglia il sole con i raggi d'oro. Mi affretto per andare all'officina, luce di vita, fonte di lavoro. I miei in balilla dormono e il mio cuor fra loro rimane. Sono tranquillo d'animo nella casetta mia, non manca il pane. E per la strada accanto questo stornello che mi è caro tanto, fior di ogni fiore, patria e famiglia sono il nostro amore. Mastro Benito ci ha forgiato il cuore. L'opera ferve, attenta e poderosa, il maglio batte e arde la fornace, il braccio che d'acciaro e non riposa, produce per la guerra e per la pace, e veglia un grande artefice nella fucina della nostra gente, per produrre l'Italia sempre più grande e sempre più potente. E io lavoro e canto questo stornello che mi è caro tanto, fior da gradire. Il duce ha detto credere e obbedire, combattere per vincere o morire. E passa il giorno intorno a casa mia, fiero e contento quasi a prima sera, al dolce suono dell'Ave Maria. Io benedico la camicia nera, i balilla aspettano e con essi son la madre e il mio tesoro. Vicino a me si stringono, mi baciano le mani del lavoro. E orgoglioso
melodioso canto, questo stornello che mi è caro tanto, fior di mughetto, noi saremo dritto e adesso è tutto detto, per ogni vanga e libro c'è un moschetto. Fior di mughetto, noi tireremo dritto, è tutto detto, per ogni vanga e libro c'è un moschetto. Il 10 giugno 1925, un anno dal delitto Matteotti, l'opposizione chiede una sala per commemorare il deputato e il Presidente della Camera nega il permesso. Commenta Roberto Farinacci, nuovo segretario del partito fascista. Oggi siamo riusciti a dimostrare che la nazione è smatteotizzata e considera cialtroni tutti gli aventiniani. Quell'Italia smatteotizzata adesso può anche celebrare il processo contro gli assassini che saranno difesi dall'avvocato Farinacci in persona. La Corte si riunisce a Chieti il 16 marzo del 26. I 3 imputati scomodi, Rossi, Filippelli e Marinelli, sono già stati scarcerati da un anno con un'amnistia. Il capo della polizia De Bono è stato completamente scagionato dall'Alta Corte di Giustizia, è rientrato dall'Africa dove era stato mandato con tutti gli onori, come se fosse un eroe. La vedova di Matteotti non si presenta, scrive: volevo solo giustizia, gli uomini me l'hanno negata, l'avrò dalla storia e l'avrò da Dio. Chiedo perciò che mi sia concesso di straniarmi dall'andamento di un processo che ha cessato di riguardarmi. Mussolini non vuole pubblicità attorno al processo, dice che deve svolgersi tra l'indifferenza della nazione per evitare che l'Italia torni a farsi matteotizzare. Deve finire in fretta, dal 16 al 28, quindi deve durare praticamente meno di 2 settimane, poco più di 10 giorni. Ed evitare in tutti i modi che assuma un carattere di processo politico e soprattutto che nessuno pronunci l'ultima frase che gli stessi assassini hanno riferito, attribuita a Matteotti: uccidete me, ma l'idea che è in me non la ucciderete mai. Farinacci non fa caso alle indicazioni di Mussolini, lui difende Dumini e Volpi, quindi gli imputati con le accuse più pesanti, e incomincia descrivendo Matteotti come il socialista impellicciato, lo sfruttatore, il traditore, il figlio di agrari immolatosi per contadini pezzenti, il sovversivo acceso per il quale Mussolini era il peggior nemico. Lo chiama a ripetizione il grande porco. Più che gli imputati finisce per essere processato Matteotti. La cecca, dicono Dumini e compagni, voleva solo interrogarlo, ma sull'auto Matteotti si è divincolato e siccome era un vecchio tubercolotico ha finito per essere stroncato da un'emorragia ai polmoni. Insomma, nessuno l'ha ammazzato, è morto da solo e ha fatto tutto da solo. La sentenza è già scritta, infatti i giudici si alzano in piedi e stringono la mano di tutti gli imputati. Viola e Malacria sono assolti per non aver commesso il fatto. Dumini, Volpi e Poveromo condannati a 5 anni, però l'amnistia gliene fa scontare 4, devono restare in carcere un paio di settimane e poi fuori. Tutti i protagonisti della vicenda avranno benefici notevoli dal fascismo, concessione nelle colonie, soldi mensilmente versati, diventeranno insomma ricchissimi e qualcuno riuscirà anche a sparire in Sud America. Il fascismo assorbe la vicenda e nei libri viene descritta così: dal manuale di storia per le superiori edito dalla Libreria dello Stato, testo unico. Quel 1924 non fu privo di inconvenienti. L'assassinio di Matteotti fu il più pericoloso, ma la crisi fu superata e le superstiti speranze avversarie furono disperse dalla rapida azione del Duce. Quella che state ascoltando è la prima canzone del primo film sonoro italiano,
la canzone dell'amore, anche se è conosciuta come Solo per te Lucia. Autori, la coppia inossidabile Bixio Cherubini, quelli che hanno fatto i più grandi successi, compresa Mamma del ventennio fascista. Ma eravamo rimasti già come gli altri. Gli altri oppositori che fine fanno? C'era già scritto nel libro di testo, ci vuole la rapida azione del Duce, che non si fa attendere, e per vedere la riuscita basta aspettare poco. Giovanni Amendola è l'uomo dell'Aventino, ha animato la secessione, è rimasto il più inflessibile, coraggioso, forse ingenuo, perché ha creduto sino all'ultimo nel sovrano. È un napoletano, 44 anni, docente universitario, giornalista, è stato aggredito più volte. Nel luglio 1925, quando è ancora a tutti gli effetti un deputato del Regno, va a Montecatini Terme per la cura delle acque. Si ferma al Grand Hotel La Pace, che è presidiato dai fascisti che lo stanno aspettando. Allora Carlo Scorza, che è il segretario del fascio di Lucca, temendo un'altra storia come Matteotti, cerca di metterlo al sicuro, lo fa partire su una macchina con alcuni suoi uomini di fiducia, ma la macchina viene fermata prima di arrivare alla stazione di Pistoia. La macchina viene sfondata, vengono sfondati i finestrini, i 3 fascisti lasciati vengono pestati e Amendola, pestato ancora più forte, in una maniera ancora più grave. È ridotto malissimo. Va in Francia in esilio, va a curarsi, ma il pestaggio è stato devastante. Lo operano, muore in pochi mesi. A Cannes, sulla lapide, hanno scritto: qui vive Giovanni Amendola, aspettando. Piero Gobetti è un giovane torinese, 25 anni, giornalista, traduttore, editore di riviste, occhiali a stanghetta, lunghi capelli dai riflessi rossicci, è un intellettuale protagonista del dibattito politico, pienamente inserito nei dibattiti culturali, spinto dalla moglie Ada, diventa anche editore, stampa 100 titoli in 2 anni, pubblica tutte le opere di Luigi Einaudi, che il fascismo non vuole più pubblicare, ed è il primo a stampare la raccolta di poesie Ossi di Sepia di Eugenio Montale. Definisce il fascismo come l'autobiografia di una nazione, perché il fascismo, dice, è solo l'incancrenirsi dei mali tradizionali della società italiana, che ha sempre reagito sostenendo una forza conservatrice. Però dà fastidio, lo arrestano tante volte ma lui continua, è un sovversivo che continua a pubblicare, allora danno alle fiamme pubblicamente tutti i suoi libri, sino a quando Mussolini scrive direttamente al prefetto di Torino: rendere nuovamente difficile la vita a questo insulso oppositore del governo e del fascismo. Obbediscono alla lettera, lo lasciano a terra sanguinante e senza sensi. Minato dal fisico, dai continui pestaggi, anche Gobetti va in esilio in Francia e muore poco dopo, a soli 25 anni. La guerra di Spagna. La guerra di Spagna tra il governo democraticamente eletto e i Mori condotti da Franco alla conquista della Spagna libera. Questo è il punto di partenza. Non è difficile capire con chi si schiererà Mussolini. Mussolini e Hitler decidono di mettersi al fianco di Franco per fermare la difesa delle brigate, che sono diventate brigate internazionali, e una di queste è anche quella italiana. E qualcuno inventa anche una canzone su questi 3 condottieri, che sarebbero i 3 figuri di cui ho parlato finora. È una canzone che è incredibile, sentita con gli orecchi di oggi.
non so se davvero qualcuno ci credeva. Mussolini, Hitler, Franco, 3 condottieri, una volontà, marceranno sempre al fianco per la salvezza dell'umanità. Mussolini, Hitler, Franco, 3 condottieri, un solo cuore, che dovranno riportare in Europa la civiltà. Avete capito? Mussolini, Hitler, Franco, un solo cuore che riporteranno in Europa la civiltà. Nel cuore dell'Europa, 3 grandi condottieri, sorretti dalla fede che sempre li guidò, accesero col sangue dei giovani guerrieri la fiamma di vittoria che il fatto consacrò. Mussolini, Hitler, Franco, 3 condottieri, una volontà, marceranno sempre al fianco per la salvezza dell'umanità. Mussolini, Hitler, Franco, 3 condottieri e un solo cuore, che dovranno riportare in Europa la civiltà. Andava così. La Francia è nel destino degli oppositori, ma i sicari fascisti raggiungono sempre gli oppositori italiani. Ed è quello che accade anche ai fratelli Nello e Carlo Rosselli, fiorentini, madre veneziana della ricca borghesia ebraica. Amelia Pinkerle, zia tra l'altro di Alberto Moravia. I 2 fratelli non piacciono ai fascisti, prima di tutto perché sono oppositori lucidissimi e incisivi quando scrivono, a incominciare dal titolo del loro giornale, Non mollare. E poi perché con i beni personali spesso finanziano l'antifascismo e anche la fuga di Filippo Turati in Francia, con la collaborazione di Sandro Pertini e di Ferruccio Parri. Per la verità non piacciono nemmeno al leader comunista Togliatti, perché troppo critici col marxismo. I 2 fratelli vengono arrestati, processati, spediti al soggiorno obbligato a Lipari e da qui scappano con Emilio Lussu. Si rifugiano in Francia e fondano il movimento Giustizia e Libertà, una delle anime più forti dell'antifascismo e della resistenza. Carlo, che tra i 2 è l'uomo d'azione, è stato in Spagna nella guerra civile e avverte che lì davvero si combatte una battaglia internazionale. Il suo battaglione è quello che a Guadalajara, nel marzo del 1937, sconfigge i fascisti italiani. Ed è un colpo di immagine contro Mussolini che ha spacciato per volontari contadini meridionali arruolati per pochi soldi e con l'inganno perché non sanno dove vanno. La mattina del 9 giugno 1937 i 2 fratelli partono in auto da Parigi diretti a un piccolo villaggio normanno. Vogliono celebrare l'anniversario della morte di Matteotti. Vengono bloccati per strada e trucidati. Diranno che a uccidere è stata una formazione estremista francese, la Cagule. Ma certo l'ordine è arrivato dai vertici del fascismo e le indagini riveleranno che nel duplice delitto sono coinvolti personaggi di primo piano, dal capo della polizia, Bocchino, al generale Mario Roata, ad alti ufficiali del controspionaggio, allo stesso genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, con suo segretario personale. L'epitaffio dei 2 fratelli Rosselli è dettato da Piero Calamandrei. Giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono. Per piegare Antonio Gramsci invece impiegano più anni, ce ne vogliono molti, lo tengono in carcere, al confino, lo consumano letteralmente e poi lo mandano a morire in una clinica romana dal nome quantomeno strano, viste le circostanze. Qui si sana. Gramsci è un sardo, politico, politologo, filosofo, critico letterario, ha fondato Ordine Nuovo e poi l'Unità. Ha fondato anche il Partito Comunista d'Italia, è stato parlamentare nel 1924, eletto dal Collegio di Venezia.
è uno degli oppositori più lucidi del fascismo, non ha condiviso l'Aventino, avrebbe preferito, come avete sentito prima, un'azione antifascista popolare, perché per lui l'Aventino è un compromesso e dice che il compromesso ha caratterizzato tutta la vita dello Stato liberale. Con la fine della libertà Gramsci si ammala e comincia a viaggiare da un carcere all'altro, sempre in catene, sempre al freddo. È troppo pericoloso per il fascismo. La sua originalità di pensiero e la sua autonomia vanno soffocati, dice Mussolini. E ha vita dura anche dentro il partito, che lo vede come un sospetto e lo isola. Nel 28 il Tribunale Speciale lo condanna a 20 anni da scontare nel carcere di Turi, però gli concedono per la prima volta carta e penna e può scrivere. Ed è un calvario tra cadaveri, tra ricoveri, incarcerazioni, per tanti anni, quasi 10 anni, sino al 25 aprile del 1937, quando incredibilmente, nello stesso giorno, arrivano la sospensione della detenzione e un'emorragia cerebrale che lo paralizza. Muore 2 giorni dopo, la cognata fa in tempo a mettere in salvo i quaderni dal carcere e il 28 aprile, sotto un temporale, viene seppellito al Verano, nel cimitero Cattolico. Ecco, questo brano si intitola Quello lì. È un brano di Claudio Lolli, va giusto specificato un attimo perché appunto è dedicato al compagno Gramsci. Il giorno che arrivò in città, fresco dalla Sardegna, per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa e l'aria di uno che ha freddo fin nelle ossa. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non sarebbe andato avanti molto. Che tipo strano e riservato, e aria da sbandato, e non sempre una gobba porta fortuna. E oggi si vede che non mi ero sbagliato. E poi di sardi qui ce n'è abbastanza, disse a quel pazzo che gli affittò la stanza. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non avrebbe fatto mai molta strada. Era capace di star dei giorni chiuso nella sua stanza, forse a studiare, non so a che fare, io non gli ho dato mai troppa importanza. Certo non era allegro come Gogliardo, non ci dimentichiamo che era gobbo e sardo. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non avrebbe fatto una bella fine. Cosa facesse oltre a studiare, io non l'ho saputo mai. Avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai. Avevo capito che era un socialista. Quelli lì li riconosco a prima vista. E soprattutto quello lì
avrebbe avuto quello che meritava. Dopo un po' di anni e chi ci pensava, ho appreso con sgomento che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio il posto per certa gente. E soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì che avrebbe cercato di farla franca, ma ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo. L'ha messo dentro, avrà 30 anni, abbiamo risparmiato il tempo di ammazzarlo, perché è malato ed è una cosa vera che non uscirà vivo dalla galera. Io lo sapevo, quello lì, e lo sentivo, quello lì non poteva finire altro che così. Cento anni dopo, Giacomo Matteotti rimane un martire della libertà e della giustizia. La sua figura ha una valenza politica attualissima per la qualità del riformismo. Non si tratta solo di antifascismo. Diceva Turati, quello che era cosa nostra è diventato anche la cosa vostra, l'uomo di tutti, l'uomo della storia, e ingrandito così è diventato un simbolo. Per Piero Gobetti Matteotti rappresentava l'italiano ideale, perché non fu mai popolare, perché era uno che non ha bisogno di chiamare eroismo la sua ferma coscienza morale. Il suo adesso non è più un loculo anonimo in un cimitero di campagna, è un museo della memoria, un museo per un paese che non vuole dimenticare. Un figlio di Giacomo Matteotti, Matteo, all'esame di quinta ginnasio al liceo Visconti di Roma, si vide assegnare questo tema: perché vesto con tanto piacere la divisa di Balilla e Piccola Italiana. La compagna di banco di Matteotti intinge il pennino nel calamaio e incomincia a scrivere sicura e veloce. Quando la maschera figura del duce appare sul podio e prende la parola ammaliatrice, mi sento pronta a compiere il dovere di Piccola Italiana, cioè difendere i confini della patria. Matteo scrive invece: io non vesto la divisa di Balilla perché non credo in questo regime. Lo hanno promosso lo stesso. E allora, se hanno promesso lo stesso Matteo, perché qualcuno oggi dovrebbe avere timore di dire che non gli piace quel regime di allora? Perché qualcuno in piena Repubblica nato dall'antifascismo dovrebbe sentirsi offeso o preoccupato se su una lapide che commemora Matteotti appare la parola ucciso da mano fascista? E la verità non può fare paura. Quelli da bocciare sono gli altri. Buonasera e grazie alla vostra partecipazione.